tutti ieri ho sentito le varie interviste, parlano di scavare, scavare, scavare. Scavare significa che bisogna scendere giù in profondità dagli 8 metri ai 12 metri, allargare il canale da 80 a 120 metri. Ci sono milioni e milioni di metri cubi di fanghi presumibilmente altamente inquinati e quindi è tutto un problema. Cioè è facile dire scavare, scavare, ma diventa quasi impossibile in quanto si creerebbe un grosso danno ambientale. Studi alla mano, il gruppo misto in Consiglio Comunale da tempo segnala molte problematiche correlate allo scavo del canale. Vittorio Emanuele. Ho approfondito con i colleghi Scarpa, Darcier, esterni, coadiuvatori esterni Darcier e Gersic, che sono molto preparati in materia da 2 anni, quindi ho dovuto approfondire un po' tutte le varie vicende. Per esempio abbiamo scoperto una cosa molto importante, che le varie società, Terna, Snam, eccetera, non ancora hanno dato il parere e non ancora sono state consultate dai vari enti per quanto riguarda praticamente gli scavi. Questo ad esempio è il canale Vittorio Emanuele e come vedete ci sono le condotte SNAM, c'è il cavo Enel, eccetera, che passano sotto, quindi scavare significa chiedere la possibilità, i costi e le tempistiche anche a tutte queste società. Per questo l'opposizione in Consiglio Comunale chiede spiegazioni. Sono dei lavori molto ingenti, quindi tempistiche, costi, problematiche varie, cioè non si può dire limitarsi a dire scaviamo, 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 ma tutti questi problemi sono stati analizzati? Abbiamo ipotizzato momentaneamente lì di far attraccare le navi a Fusina con 2 o 3 approdi e in questo modo si dimezzerebbero tutte le entrate intanto nel bacino. Addirittura facendo 3 approdi si arriverebbe praticamente a pochissime entrate, sulle 503 entrate di navi nel 2018.